tra A1 e A2. Marco Tremolada fa protezione, gira dietro porta, viene attaccato da Busato, ha una mano molto bene sul secondo palo che Refosco, centrale, finta rovescio, gran bella conclusione. Fiazza, attenzione, gran pallina, Vaghi! Fa sedere, quasi riuscito a saltare l'uomo, Tessarolo in mezzo a due, Tessarolo fa tutto molto bene, e poi Checchetto alto, e spinge e crea un'accelerazione della superiorità, Checchetto, la palla è lì, e arriva il gol di Santiago Velasquez, e dai, 18 minuti di pressione per Vallortigara, blocco di Refosco, granitico! La conclusione di Vallortigara, Reinder d'acciaio ha preso una botta di fiazza sul polso, il guanto è funzionato esattamente come non aveva detto di fare Giaroni, così si comportano i suoi ragazzi e incassano il gol dell'1-1. Intensità, bravo Tremolada a recuperare questa pallina, gancio contro gancio, rovescio, e poi è bravito l'avversario, mezza finta, ovviamente era battuto. Poi Febo che riparte, salta bene, Lazzari, poi Febo ha una mano, poi Caunegatti, distinto, va a recuperare una pallina su Crosara pulitissima, bravo Febo, l'errore, poi Febo, la palla che scivola e il salvataggio. Grande personalità per il capitano, il numero 3, Seregnese, questa gran palla per Tessarolo, bravissimo Vallortigara che a mezza altezza stoppa, riparte Reggio. Gran numero, le Lazzari dentro, bravissimo, attenzione Collegati che stava per fare un errore enorme perché che chiama il blocco e colpisce l'incrocio dei pali con una botta. Refosco davanti a Vaghi, ancora Refosco, ancora Reggio, molto bravo, positivo in questa ripresa dopo un primo tempo possiamo dire dominato dal Seregno, qui Reggio! Una gran parata per questa pallina, arriva Fiazza a rimorchio, Fiazza, la palla esce, duro e consente il recupero di Tessarolo, Velasquez è solo, l'incrocio, il tiro e la palla sulla riga, clamoroso. Seregno che fa possesso, taglia Velasquez e la palla esce di un niente, a finale che sancisce l'1-1 di questa partita. Il Seregno ha giocato molto